Direttore, oggi viene presentato un particolare progetto, ci può spiegare in che cosa consiste? Sì, un progetto che si chiama Cambiamento sostanzialmente, che è rivolto ovviamente agli uomini che fanno violenza alle donne, quindi in poche parole di sensibilizzazione soprattutto per i giovani, che sono quelli che devono imparare a rispettarsi e a rispettare l'altro sesso, e poi quindi nelle scuole, quindi negli sportelli aperti, perché gli uomini maltrattanti devono essere presi in carico, e per il percorso rosa che facciamo nei pronti soccorsi, dove troviamo donne purtroppo che sono maltrattate dagli uomini. Noi ringraziamo Itaca di averci invitato a partecipare al progetto Change, perché in questo progetto ci sono 12 più noi, 13 organizzazioni che lavorano, comuni, associazioni, enti, e con competenze e capacità davvero straordinarie. Quindi è per questo che noi possiamo essere utili, ma gli altri saranno utili a fare il lavoro e a ottenere i risultati che vorremmo. Sì, noi è 10 anni che lavoriamo sul mondo, sul problema della violenza di genere e la violenza femminile, e con operazioni anche impegnative, quindi a riuscire ad andare a entrare con dei barattoli di latte all'interno di 2 milioni di famiglie in questo territorio, proprio perché sappiamo che c'è la necessità di coinvolgere costantemente le persone e capire che c'è qualcuno che può aiutare. Direi che l'innovatività del progetto è il sviluppare azioni concrete su 2 regioni, per cui Friuli Venezia Giulia e Veneto, arricchendo naturalmente le competenze di quella che è la nostra cooperativa Itaca, che lavora solitamente appunto nell'ambito delle politiche giovanili, con cooperative quali Istrice e Casa per l'Uomo, che lavorano invece sul tema della violenza da diversi anni. Il tutto naturalmente con la collaborazione di più aziende sanitarie, perché oltre all'azienda ULS 2 Marca Trevigiana, all'interno del progetto vi è presente ASFO e Asugi, afferenti ai territori del Pordenonese e del Goriziano. Gli obiettivi principali del progetto sono quelli di lavorare sulla prevenzione della violenza di genere attraverso il lavoro nelle scuole soprattutto, e poi di andare ad agire sul lavoro con gli uomini che agiscono violenza contro le proprie partner e contro i propri figli. È un lavoro che richiede un grande sforzo sia da parte degli operatori ma anche da parte degli uomini, che devono frequentare dei percorsi molto lunghi per arrivare a questa consapevolezza, e riguarda soprattutto la capacità di comprendere che i propri comportamenti hanno degli effetti molto pesanti su chi li subisce. L'importanza è fondamentale. Change coglie nel segno questo impegno e questo lavoro che verrà fatto nei prossimi anni, perché è quello che ti permette di creare delle fondamenta solide per le prossime generazioni future, trasmettendo e innestando all'interno dei giovani, all'interno delle scuole, anche nel mondo degli insegnanti che poi lavorano con i ragazzi, proprio il tema del rispetto, della non violenza, e quindi quello che ci permetterà di avere anche una società più sana. È fondamentale lavorare nella comunità, soprattutto quando si lavora in prevenzione. Nessuna gelosia, e soprattutto mettere a sistema le competenze, in questo caso di comuni, azienda sanitaria e enti del terzo settore che hanno sviluppato competenze specifiche. Lavoriamo con i ragazzi perché abbiamo visto che lavorare nelle scuole serve molto, ci dà risultati e ce li dà sul lungo periodo, quindi la prevenzione passa attraverso le nuove generazioni. Ma è importante poi anche prendersi cura, in questo caso, dell'uomo maltrattante, perché una persona che non viene in qualche modo indirizzata a nuovi percorsi di cura di sé e anche di comprensione, di senso di responsabilità, resterà una persona che reitererà il reato in questo caso. Quindi per il benessere delle donne e dei minori che poi noi prendiamo in carico, ma anche della comunità, è importante ricucire la relazione tra l'uomo maltrattante e la comunità in cui vive. Questi sono i punti di forza di questa progettualità, che è capace di far esprimere il meglio delle potenzialità proprio della comunità.